Cosa fa davvero un chitarrista? Questa è una bella domanda. Avevo, fatto già un video su quest'argomento, perché si sente spesso dire: "Quello è il più bravo chitarrista, quello è il chitarrista migliore, quello così, quello colà". Allora, secondo me queste differenze non dovrebbero esistere affatto, perché la musica, come altre arti, come altre insomma, come altri mondi percettivi, è troppo soggettivo, scusate, troppo soggettivo. Quindi per me il mio chitarrista potrebbe essere Jimi Hendrix, ma per un altro potrebbe essere Malmsteen. Per me potrebbe essere Segovia, per l'altro potrebbe essere, che ne so, José Feliciano, per esempio. Vedete, vi ho detto 4 nomi di generi diversi, perché ogni genere ha il suo non chitarrista preferito, ma ha un suo, chitarrista di riferimento. Dico chitarrista come posso dire pianista, batterista, bassista, insomma la stessa cosa. Questo è in generale. Certo ci sono delle un chitarrista deve avere delle caratteristiche, per essere bravo comunque, deve aver suonato tante ore. Quindi la mano deve esserci, non è che uno che sbaglia il do maggiore o il fa non può essere considerato un grande chitarrista, è normale. Cioè, se uno tecnicamente è bravo, puoi dire non che è il migliore, ma tecnicamente un mostro è bravo, però il miglior chitarrista, il miglior è quando vedo quelle classifiche, tutte queste categorie di, insomma, di chitarristi, cioè, secondo me non esistono. Cioè, dice, magari ci sono 10 bravi chitarristi, rientrano in questi chitarristi, però chitarristi rock, per esempio, chitarristi classici, chitarristi ma non il miglior chitarrista, il miglior chitarrista di quale genere, secondo quale gusto. Però delle cose comunque non sono più soggettive, ma delle cose sono oggettive, nel senso che noi sentiamo un chitarrista, per dire se è bravo o no, ce ne accorgiamo da 2 o 3 cose. Oggi ho una chitarra, nei miei video vedete sempre la classica, qui c'è un'acustica, c'è un amato. Scusatela. Allora, vabbè. Allora, ovviamente un chitarrista, anche uno che fa il giro di do maggiore, ma lo fa preciso e con anima, è bravo. Cioè, allora, tipo, vedete, fare il giro do maggiore in maniera così semplice, a ritmo così, è già difficile. Fidatevi che è già difficile. Voi dite, il giro di do, Sanremo, se voi guardate i chitarristi di Sanremo, fanno esattamente questa cosa per ore. Non è semplice, perché tanti chitarristi fanno... cioè fanno dei giochetti tra una cosa e l'altra. Quindi essere preciso al ritmo, infatti i migliori batteristi, Lele Melotti per esempio, perché viene chiamato da tanti batteristi, da tanti gruppi, perché è preciso. Devi fare sempre quello, quindi già questo è sinonimo di bravura. Uno che fa sempre la stessa cosa ma in maniera precisa, perché non è semplice. Ok? Un po' scordatella sta chitarra, devo risettare un po' la cosa. Quindi già da qui si vede come un chitarrista. Poi se un chitarrista ogni tanto mette quel riff e cade a tempo, allora dite, questo è bravo. Per esempio, riportiamo un giro dopo, per esempio. Vedete? Ho fatto sto riff, però sono caduto a tempo. Quindi con una batteria. Se invece facessi e aspetto un pochino non va bene, capito? Quindi già da questi piccoli accorgimenti vedete un professionista, capito?
Poi cos'è più da dire? Anche un arpeggio semplice, no? Che ne so, la pulizia del suono, e anche da qui si vede se un chitarrista è bravo dalla pulizia del suono. Tipo questo, ora lo faccio con la classica, è meglio. E anche in una scala, ovviamente la pulizia è determinante per un chitarrista bravo. Parlo sempre, queste sono caratteristiche oggettive che un chitarrista bravo deve avere, poi chi è il migliore, così ripeto, come dicevo prima, non esiste, però quello è un bravo chitarrista, capito? Puoi dire, sei un professionista, tipo se fai una scaletta, se uno fa una scaletta, invece fa, allora dite, una scaletta l'ha fatta precisa, l'ha fatta pulita, che la pulizia è molto importante, no? Certo, io vengo dalla classica, quindi per noi classici di base la pulizia è molto importante, perché tra arpeggi e cose, quindi per me è molto importante. Però non sempre serve, perché io poi dopo un po' mi sono annoiato di alcune cose, il blues mi piace perché sporca. Quindi, invece se passiamo sulla classica, uso le dita qui, non il plettro. Scusate, ho messo, è un po' alto perché ho messo l'arco play. Prendiamo un pezzo di string, che ne so. Mamma, come ho scordato. Vedo, ho già sbagliato. Ma vabbè, certo era una prova. Per farvi capire che gli arpeggi e la pulizia devono essere puliti, precisi. Alla lì ti accorgi che è un bravo chitarrista. Rifacciamola, Cerco di fare il chitarrista bravo. Vabbè, era giusto per farvi capire che solo questa prima strofa. Comunque no, stavo dicendo, la pulizia è molto importante, quindi deve essere pulizia, precisione, e poi se c'è quell'altra cosa che si chiama anima, è ancora meglio. E lì l'anima non la calcoli, quella o ce l'hai o non ce l'hai, però la puoi acquisire ascoltando molti brani e studiando molto, perché se si studia, si arriva ad un certo punto dove si fa proprio un suono. Se tu studi per ore, 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 poi ti scocci di quello, cerchi di fare tuo un suono. Allora lì diventi un chitarrista non solo bravo tecnicamente, professionista, ma è qualcosa in più. Santana, Clapton, Hendrix, insomma, non avevano solo la tecnica, l'ano, che poi non avevano questa grande tecnica, avevano il suono, avevano qualcosa che nasceva dal proprio cuore, dalla propria anima e dalla propria testa, quindi di riflesso nella mano. Non suonavano con la mano, suonavano con la testa e col cuore questi chitarristi. Quindi questo può fare un chitarrista top, insomma, che si distingue dall'altro. Ragazzi, non so cosa ne pensate voi, fatemi sapere.